Per una chiesa chiavarese che si rinnova nella gioia del Vangelo, le linee pastorali del vescovo Alberto Tanasini si riassumono in questo titolo. Al termine del cammino sinodale, il pastore della diocesi si rivolge a tutti gli abitanti del territorio con un documento di 9 pagine suddiviso in 6 paragrafi, ciascuno dei quali contenente un riquadro per l'operatività e le conclusioni finali. Il momento è importante e abbiamo voluto che la nostra comunità diocesana se ne sentisse coinvolta. Non fosse possibilmente soltanto ciò che interessa agli addetti ai lavori. Il testo fa la sintesi di un lavoro durato 2 anni che ha coinvolto in diocesi, almeno nella parte iniziale del cammino, circa 630 persone suddivise in 8 ambiti territoriali. Un lavoro dedicato a rispondere alla richiesta di Papa Francesco, che anche la nostra Chiesa si metta in gioco per un rinnovato annuncio del Vangelo. Ed è importante, fondamentale l'annuncio del Vangelo, come è importante scuoterci come comunità e come singoli fedeli per essere più adeguati a questo impegno. Monsignor Tanasini passa poi alla parte più concreta, sintetizzando in punti le linee guida, partendo dalla forza per l'annuncio efficace del Vangelo, la promozione di una maggiore comunione con le realtà del territorio, la formazione, la cura delle celebrazioni liturgiche, l'abitare nelle città degli uomini, soprattutto avendo cura delle solitudini e delle famiglie, infine la carità che non abbia finzioni e che non riduca le comunità ad agenzie assistenziali. Do appuntamento al convegno diocesano d'autunno per una prima verifica sulla recezione di queste linee programmate. Inoltre, nello stesso periodo inizierò la seconda visita pastorale della diocesi che sarà svolta per ambiti. Tutto questo consentirà di impegnarci insieme sull'attuazione delle linee guidate.